Gigio Bresciani, tecnico dell'Amatori. Allora, una partita difficile, strana, con l'Amatori che rimonta però nel finale. E che partita hai visto? Dura, no, ho visto una Sofferta. partita sofferta, dico solo che un complimento ai miei ragazzi per il carattere, perché non era facile a un certo punto perché non andava bene niente, anche il power play non abbiamo fatto benissimo, ci siamo un po' innervositi, perché è normale, no? Vai avanti la partita, non entra la palla, li tiri, il secondo tempo mi sembra siamo stati su 35 tiri e loro 6-7 tiri in porta dalle statistiche, perciò è stato un po' un assedio. Primo tempo un tiro deviato, tutto, ma il Sarzana ha fatto la partita che doveva fare, poi segnato, si è ancora più chiuso in difesa e noi invece delle volte, cioè, sicuramente non siamo ancora la squadra che dobbiamo essere. Oggi è un mese che siamo tutti insieme, tra virgolette tutti insieme, è una parola grossa che comunque qualche infortunio c'è stato, però da quando sono arrivati anche in nazionali, tutto oggi è un mese. Abbiamo tanto da lavorare, tanto da diventare squadra perché ancora siamo un po' slegati, ma questo è il mio lavoro, è tutto e questo 2-1 vuol dire tanto perché la squadra ha dimostrato che non molla mai, che c'è, che tutti giocano alla maniera, ho delle scelte, posso fare scelte tattiche, però adesso la cosa più importante è cercare di amalgamarli in più, farli diventare ancora più squadra, questo è compito mio perché loro sono dei ragazzi che si mettono a disposizione sempre e benissimo.